Sì, benvenuto, siamo in diretta su Canale 21. Due curiosità. La prima, secondo te c'era il rigore, e la seconda, cosa ti ha detto Fabian quando il giocatore si è preparato dal dischetto? Ma per quanto riguarda il rigore non l'ho ancora rivisto. Dal vivo mi sembrava una deviazione molto, molto leggera, che non ha cambiato molto la traiettoria della palla, però se l'arbitro ha deciso così possiamo solo che accettarlo, è un peccato, però comunque abbiamo ottenuto lo stesso un grande risultato. Fabian in realtà non mi ha detto niente del rigore, mi ha detto non lo so. Alzate la mano ragazzi, perché sennò voi non vi vedo. Siete 2000 di uno. Sì, ragazzi, un po' veloci perché sta arrivando Sami. Hai fatto un primo tempo con tanto gioco del pallone con i piedi, anche in condizioni rischiose. Che impressione ti ha fatto da questa visuale il lavoro che hai compiuto e la partita? Lo sapevamo che loro pressavano molto alti, quindi c'era da provare a uscire con il gioco da dietro. Il primo tempo penso che l'abbiamo fatto abbastanza bene, siamo giocati alla pari, forse il secondo tempo dovevamo provare a tenere un po' di più palla, però è anche normale contro questa squadra in casa loro soffrire un po', ma siamo contenti per il risultato, è ancora tutto aperto. Senti, ti chiedo più il rimpianto, per il primo tempo ho giocato davvero bene, un maggiore la soddisfazione e poi il rigore, ne hai già parlato, ma quanto ha cambiato poi il secondo tempo? Loro comunque già dall'inizio del secondo tempo avevano cominciato a spingere un pochino di più e noi ci eravamo un po' abbassati. Come ho detto prima, peccato perché magari se non avessero fatto gol su rigore saremmo riusciti a tenere l'1-0 fino alla fine. C'è da dire comunque che loro hanno attaccato tantissimo e hanno sbagliato diverse occasioni, quindi forse alla fine il pareggio è giusto. Ultima pregunta. Ciao Alex, mi sembra che in questo percorso tu sia cresciuto e maturato molto, lo si vede per esempio nelle uscite che spesso fai, credo tu sia cresciuto, ti chiedo un po' il lavoro che Spalletti ha fatto, sta facendo con te, ma anche Rosanel Lopez, il preparatore dei portieri. Io cerco sempre di lavorare al massimo in allenamento e fare quello che mi chiede sia il mister dei portieri che il mister Spalletti. Quando vengo chiamato in causa cerco sempre di dare il meglio di me e puntano molto, come ultimamente si fa sempre, sul gioco da dietro coi piedi e sto migliorando, devo migliorare ancora, però penso di star crescendo e voglio continuare così. Grazie.